Poi come siamo passati dall'uso corretto all'abuso, perché la diffusione in Veneto, passare da 150.000 all'origine, adesso a 15 milioni nel 2015 e 20 milioni la proiezione per il 2016, questo dimostra un abuso totale. Poi tenendo presente che su 1,5 milioni di lavoratori del Veneto quasi 1 su 10 utilizza i voucher, questo vuol dire destrutturare tutto il sistema previdenziale, anche perché un lavoratore non avrà mai l'opportunità di lavorare, di costruirsi una pensione futura. Poi l'abuso lo riscontriamo anche dal fatto che ci sono quasi 18.000 lavoratori in Veneto che hanno utilizzato i voucher per una sola ora di lavoro. Chi lavorerebbe per una ora di lavoro? Sicuramente c'è stato un abuso nell'utilizzo. Quindi, segretario, in sostanza questo sistema che era nato proprio per quelle prestazioni occasionali, tipico la vendemmia, insomma, per chi andava a raccogliere l'uva, oggi secondo voi viene utilizzato in realtà sì, come un lavoro dipendente vero e proprio per mascherarlo ovviamente per i vantaggi fiscali, previdenziali per l'impresa. Sì, il voucher costa pochissimo e non dà nessun tipo di garanzia al lavoratore, nel senso che destruttura il lavoro stabile, perché il lavoro stabile che cosa dà? Dà la copertura assicurativa contro gli infortuni, genera una pensione lavorativa dove alla fine del percorso lavorativo dei 42 anni uno ha diritto a una pensione. Invece il voucher non dà, dà una copertura assicurativa, ma non dà una copertura per esempio di disoccupazione. Uno perde il lavoro a voucher, non ha nessun tipo di... Una donna utilizza il voucher, va in maternità, non ha nessun tipo di copertura rispetto alla maternità, per cui destruttura il lavoro, dà una copertura assicurativa all'imprenditore per essere corretto qualora il lavoratore subisse un infortunio sul luogo di lavoro, però non dà una copertura complessiva al lavoro. E questo è il rischio che noi combattiamo in questo momento, in questa importante campagna che sta cercando degli alleati, nel senso chiediamo alla politica del Veneto che si faccia interprete, non solo i parlamentari ma anche la Regione Veneto, interprete di questo problema, insieme anche alle associazioni di categoria che sanno anche ben loro di chi li sta utilizzando, perché la maggior parte dei voucher poi passano anche attraverso le associazioni di categoria. Voi avete lanciato una campagna Stop Voucher e anche un numero verde Sì. chiedendo anche agli stessi lavoratori di segnalarvi casi di abusi, insomma. Ecco, numero verde che abbiamo lanciato è proprio l'opportunità di far parlare, di dare voce a questi giovani voucheristi e anche anziani, perché sono anche prossimi alla pensione. E qual è? C'è la paura della vergogna. E questa è la cosa brutta, nel senso che hanno paura di denunciare pubblicamente perché hanno paura di perdere il posto di lavoro, hanno paura di non essere reinseriti nel mercato del lavoro, per cui evitano, ci segnalano la situazione, ci raccontano la loro storia, ma non hanno il coraggio di denunciare perché preferiscono tenersi stretto, seppur in maniera precaria, il lavoro.